Confindustria invita al boicottaggio, i pendolari pensano a una class action, i camionisti vogliono sedere al più presto al tavolo delle trattative. L'impennata dei rincari, che questa volta corre su strada, scatena malumori e controffensive. CAV, Autovie Venete e Autostrade per l'Italia, come tutti gli altri concessionari italiani, hanno ottenuto gli aumenti dal Ministero dei Trasporti, ma se il rincaro medio nazionale del 3,9%, qui risulta del 4,3%, con picchi da record fino al 250%. Un pendolare che percorre quotidianamente la tratta Treviso-Padova in un anno andrà a sborsare ben 2.300 euro di pedaggi. Ancor più esasperati sono coloro che sulla strada lavorano, trasportatori o rappresentanti, già tartassati da caro gasolio, RC auto esorbitanti e una tassazione altissima. Iniziative che sono controproducenti per la nostra categoria, soprattutto in un periodo dove si sta molto soffrendo anche per la concorrenza dei paesi dell'est. La CNA parla di pura follia e gli aumenti, dicono, andranno ad incidere ancora di più sulla già pesante contrazione dei consumi. Cercheremo non di riconfermare lo sciopero, ma di andare a un tavolo di trattative, soprattutto quello, perché siamo una categoria che cercheremo di andare al dialogo. I 1200 autotrasportatori trevigiani associati puntano dunque a un tavolo di trattativa. Già si stanno preparando le controproposte da sottoporre al governo. Più intransigente è Confindustria Belluno, che invita al boicottaggio delle autostrade, ritenendo il nuovo balzello una tassa occulta. E poi c'è chi, come i pendolari, sta studiando una class action contro le società autostradali. Per il movimento 9 dicembre, che proprio dalla categoria degli autotrasportatori ha preso forma e vita, gli ultimi aumenti sono un motivo in più per continuare a tenere alte le barricate e la protesta. La protesta rimane in piedi, non si riesce mai ad avere una trasparenza e capire quali sono i costi che motivano questi aumenti. Io sono un piccolo imprenditore, consumo autostrade tutto l'anno, visto che faccio il rappresentante, ogni anno mi aumentano i costi, mi diminuiscono i fatturati. Arriva il fisco e dice che non sei congruo. La battaglia continua, la tassazione esosa anche.